La sezione Monte Ortigara, la sezione che nella città di Asiago ha il suo simbolo in quell'Aiten, in quel sacrario che finalmente sembra venga restituito al civico culto. Finalmente, dopo essere stato tanto reclamato, ritorna a noi. Lo avevano anticipato gli alpini durante la Donata Nazionale di Biella solo qualche giorno fa, con la voce dello speaker ufficiale delle Penne Nere, quella del Veneto Nicola Stefani. Il Leiten riapre al pubblico, poi finalmente arriverà quel grande restauro più volte dato per imminente e poi mai avviato. Lo conferma il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, con un annuncio che tanti aspettavano. Il 28 maggio noi inaugureremo i lavori che sono stati fatti per rendere provvisoriamente accessibile il sacrario militare. L'esercito ha investito 150.000 euro per poter rendere accessibile e mettere in sicurezza le parti aperte al pubblico. Contestualmente verranno presentati anche i lavori di quel grande cantiere di ristrutturazione per i quali siamo in attesa da anni dell'avvio. C'è grande attesa in tutto l'altopiano per questo importante cambio di passo, del quale si parlava da anni, ma che sembrava non dover mai arrivare. Siamo molto contenti perché questa operazione, diciamo così, è stata indotta da noi amministratori, dai comuni, ma soprattutto dalle associazioni d'Arma, in particolar modo gli alpini, che ringrazio perché hanno fatto sentire la loro voce in modo importante, in modo tale anche da sensibilizzare le autorità militari verso questo importante investimento che si appresta a diventare una realtà.